Bene, ripeto, siamo in diretta da Sarone Probania, stiamo presentando il suo libro, Prigioniero del mio nome, che è Riccardo Devoto e Michele Tatti. Sentendo?
Buonasera a tutti e benvenuti. Abbiamo sentito una conversazione drammatica, non si sentiva bene la voce del sequestratore che interrompeva con Gerolamo Devoto, che per tutti era Pippo. Parla con i rapitori del fratello Gigino in una maniera lucida, irrissabile, una voce ferma, risoluta, ma in una fase molto delicata delle trattative per la liberazione del fratello. Siamo nel 1985. Gigino Devoto a maggio viene sequestrato e verrà rilasciato 7 mesi dopo. Questa telefonata viene intercettata dagli inquirenti in quei terribili mesi di prigionia. Dall'inizio della conversazione c'era la voce di Don Gonario Cabidu, che era al tempo era il parroco della cattedrale di Nuoro. Risponde per primo a uno dei rapitori. Voce noi non abbiamo colto, però abbiamo intuito quello che poteva dire anche dall'interlocuzione, dalle parole che diceva il Pippo Devoto. La nostra risposta è questa, la somma concordata è pronta e la potete prendere quando volete, la consegneremo ad una persona di nostra e vostra fiducia, dice Devoto. Siamo alla pari, voi avete Gigino e noi abbiamo i denari. Sono parole drammatiche che lui pronuncia con una voce risoluta, quella di un guerriero che non vuole inginocchiarsi ai criminali. Questa conversazione ci introduce in maniera cruda ma doverosamente efficace al libro di cui parleremo stasera, Prigioniero del mio nome, titolo, scritto da Riccardo Devoto e Michele Tanti, che salutiamo con grande affetto, e assieme a loro salutiamo gli altri ospiti con i quali parleremo del libro, Don Francesco Mariani, il direttore del Seminario Diocesano Lotto Benedetto, Carlo, che tutti conosciamo. Con noi c'è anche il parroco Don Nicos, che tra un attimo ci rivolgerà un saluto. Faccio presente che questo evento è organizzato dalle parrocchie San Giorgio di Vicchi e Santissimo Salvatore di Gorofani. Prego, dottore. Grazie. Buonasera e davvero un cordiale saluto a tutti. E nel saluto anche un grande grazie che rivolgo a tutti. Grazie perché stiamo insieme, perché è sempre bello incontrarsi, è sempre bello stare insieme. Credo che la società di oggi purtroppo stia perdendo la bellezza dello stare insieme. Tanti che pensano, ecco, faccio gli affari miei, me ne sto e mi curo quello che è il mio io, la mia famiglia, il mio lavoro e... No, ecco, grazie perché davvero stiamo insieme. Esprimo anche proprio la gioia dell'essere insieme e delle salutare tutti quanti voi. Però permettetemi di salutare in modo particolare, quindi la gioia cresce anche per questo, due persone a me carissime. Don Francesco Mariani. Se dovessi parlare di noi, ecco, allora eravamo bambini quando ci siamo incontrati in prima media in seminario. Di quei 17 che abbiamo iniziato le scuole medie sotto la guida di Monsignor Salvatore Di Longo, il nostro compaesano, poi vescovo, ecco, 3 siamo arrivati ad essere sacerdoti. Ci ha lasciato Don Salvatore Angelo Chessa qualche anno fa. Siamo rimasti, ecco, Francesco ed io. E davvero, ecco, mi ha fatto un grande piacere il fatto che stasera lui sia qui con noi. Ecco, vederci, stare insieme, parlare, ascoltare, ecco, credo che sia davvero bello. Insieme a Don Francesco permettetemi di salutare e di ringraziare della sua presenza l'amico Michele Tatti. Nei suoi confronti ho un debito ma anche un vanto. Il debito è questo, che purtroppo gli ho dato una croce, li ho sposati
infatti, e c'è Anna che è il biennio che saluto con gioia, ma cosa abbiamo chiamato di meglio di Anna? E allora ecco, sono ormai 40 anni. Primo maggio 1982. Quindi oltre 40 anni che davvero ecco, stiamo insieme tutti e tre ecco, nella nostra amicizia, nella nostra fraternità. Davvero ecco, grazie di cuore Riccardo, signor Riccardo che ecco, è venuto, Marilena, a Diego, poi giocate in casa. Quindi ecco, non posso che soltanto ecco, ringraziare voi di questa bellissima iniziativa. Buonasera a tutti. Grazie Don Tottone. Procediamo. Abbiamo la stessa forma calcistica. Oh, sì. C'è bisogno di acqua, ce n'è vabbè. Ma ieri non avete fatto. Va bene. Sopportiamo con Cristiana la secca. Entriamo nell'eco del libro. Il libro è la storia di un sequestro, anzi meglio di 2 sequestri. Le sofferenze, racconta le sofferenze delle vittime, le vicissitudini dei familiari, le complicazioni che per colpa dei criminali, che gli autori definiscono i bastardi, travolgono una delle imprese più prestigiose del Nuorese. Basta dire Devoto e tutti capiamo. Ho voluto portare le tazzine del caffè perché anzitutto ho reso omaggio al dinamismo imprenditoriale che questa famiglia ha espresso, dando linfa al tessuto commerciale di tutto il territorio. Una storia lunga 125 anni che anche alla luce delle scelte lungimiranti adottate a suo tempo meriterebbe di per sé un libro. Il libro di cui parliamo comunque stasera ci racconta le tappe fondamentali di questa storica azienda e questo rappresenta un grande merito. Una negoziante storica di viti che è qui con noi qualche mese fa ha appena sentito il nome Devoto, l'ha associato alla grande umanità di signor Gigino, signor Pippo e dottor Giannino, come lei li chiama, che l'hanno incoraggiata quando era agli inizi a credere nella sua attività, anche proponendo nuovi prodotti da vendere. Siamo negli anni 50. Li prenda, le dicevano, e lei rispondeva: ma io non posso pagare. E il Devoto insisteva: pagherà quando potrà, la rassicuravano. È andata bene e la signora è ancora oggi riconoscente a questi imprenditori generosi che hanno fatto crescere assieme alla loro attività anche quella di tanti negozi dei nostri paesi. Manarziato sospera da terra ai nartu, dice zia Grassacarro. Il libro però ci riporta a una realtà terribile e sempre amara per la Barbangia, ovvero quella dei sequestri di persona, che ora forse ci sembrano grammi lontani, perché per fortuna sono un reato estinto, ma a distanza è bene ragionare non solo su un fenomeno tanto terribile, ma anche sulle conseguenze economiche e sociali che ne sono derivate, come ci aiuta a fare il libro. Prigioniero del mio nome è il titolo molto evocativo di questo volume pubblicato dalla casa editrice Morese Il Maestrale. Ha una doppia firma, quella di Riccardo Devoto, protagonista della storia vera narrata in queste pagine, già presidente di Confindustria di Nuoro, è stato il più giovane presidente di un'associazione provinciale, è stato anche presidente di Confindustria della Sardegna, che in questo caso è il più giovane presidente regionale dell'Associazione degli Industriali. Scrive il libro con il giornalista Michele Tratti, già caposervizio della redazione di Nuoro dell'Unione Sarda, già direttore del settimanale diocesano L'Ortobene. Da cronista di razza, Michele si è occupato di tanti drammi della Barbangia. La narrazione che troviamo in queste pagine è molto facile da leggere, gradevole, lo stile gradiscicola. Il tema è spinoso ed è soprattutto il racconto di una vita blindata. Punta l'indice sui ladri degli uomini, con tutta la sofferenza della memoria, come Michele la richiama nella nota di presentazione. E fin qui ce lo aspettiamo, è normale, giusto, è comprensibile, legittimo, ma il libro va anche oltre, perché punta l'indice anche contro un sistema, che è quello bancario, che incide tanto negativamente
sull'impresa, non ha nessuna comprensione della situazione, ma interviene in maniera molto fredda ed esagerata di fronte a evidenti difficoltà finanziarie. In modi diversi sembra quasi emergere dal libro i bastardi, ovvero i criminali, e il sistema bancario hanno inciso su un'economia intera in un momento in cui lo Stato non riusciva a garantire la sicurezza di imprenditori e di professionisti. Riccardo Devoto, ad appena 15 anni, è vittima di un sequestro. Si trovava a Marleri, nell'azienda dell'Istituto Agrario. Siamo nel 1975. Lui riesce a scappare ai banditi, ma non interrompe il destino, che al tempo sembra gravare sugli imprenditori più in vista. Anni 70 sono gli anni d'oro della torrefazione, Devoto il caffè si leggeva nelle insegne dei bar ovunque. Già negli anni 30 Devoto portano il caffè da Brasile, Costa d'Avorio, Santo Domingo. L'attività imprenditoriale va alla grande, si arriva a un centinaio di dipendenti, un grande ufficio in Viale Europa, un nuovo investimento a Pratosardo. C'è però la consapevolezza di correre dei seri rischi, perché dal 1960 al primo semestre del 1971 si registrano in Sardegna 46 rapimenti a scopo di estorsione, di cui 26 nella provincia di Nuoro. Nel 1979 in Sardegna si arriva al triste primato dei 17 rapimenti. Dal 79 al 1983 sono 13 sequestri di persona in provincia di Nuoro e di questi 4 nella sola città di Nuoro. Meritano tutti di essere ricordati perché ognuno di loro ha vissuto un dramma enorme che è una ferita per tutti i sardi. Il libro raccoglie dati e nomi che fanno emergere l'entità di questo fenomeno che grava soprattutto sul nuorese. Riccardo Devoto cresce quindi in questo contesto di paura che diventa realtà tremenda per lui una mattina di febbraio del 1975. Per fortuna il sequestro in questo caso dura 8 ore. Ma lui riesce a fuggire, ma la storia lo segna per sempre. Cresce in solitudine, lontano dai compagni di scuola, perché non ci può essere una scuola che possa garantire sicurezza di fronte alla sfrontatezza dei sequestratori che imperversano senza limiti. Quindi si ritrova in una situazione di libertà negata, proibita. Nel 1985, ovvero 10 anni dopo, arriva un nuovo colpo che incide in maniera molto più pesante sull'attività di famiglia. Viene sequestrato lo zio Gigino, proprio nel momento in cui l'azienda aveva avviato nuovi investimenti. La situazione per il Devoto diventa drammatica. E il 18 maggio del 1985, esattamente 40 anni fa, inizia un incubo che non si conclude neppure il giorno della liberazione dell'ostaggio, che avviene 7 mesi dopo. Questa volta non c'è nessuna fuga rocambolesca, ma ci sono trattative complicate, l'intermediazione degli uomini di chiesa, come abbiamo colto dalla telefonata che abbiamo sentito prima, il ruolo degli emissari, i percorsi notturni da seguire, le telefonate intercettate, le lettere scritte dell'ostaggio, i messaggi sui giornali, le minacce, e soprattutto c'è da pagare un riscatto. Si parte con i miliardi e poi si statuiscono 800 milioni di lire. La vicenda è in corso quando viene a Nuoro una storica visita al Papa Giovanni Paolo II. Il 19 ottobre del 1985 il Papa rivolge un appello ai rapitori per la liberazione di Gigino Devoto. La famiglia è pronta a pagare il riscatto, ma teme per la vita dell'ostaggio, come abbiamo colto dalla telefonata, e teme anche l'intervento della magistratura che potrebbe bloccare i beni per impedire il pagamento del riscatto, la cosiddetta linea dura che ha segnato altri rapimenti. Insomma, bisogna muoversi con grande accortezza in un ginepraio pieno di trappole. La svolta arriva dopo mesi di angoscia. Il 7 dicembre del 1985, dopo 203 giorni di prigionia, Gigino Devoto torna in libertà in cambio di 800 milioni di lire che la famiglia paga grazie a un fido bancario. Ma il pagamento di questo riscatto non significa purtroppo la fine dell'incubo, perché
prima di tornare in libertà, Devoto, Gigino si impegna al pagamento di un riscatto ben più elevato con una scadenza, e quella scadenza viene poi ricordata con una bomba che devasta il palazzo dei Devoti in Piazza Italia, procurando grossi danni. La situazione finanziaria dell'azienda a quel punto viene travolta, anche per effetto di un sistema bancario che non aiuta chi ha necessità, perché ci sono gli 800 milioni da pagare del riscatto, sul quale bisogna pagare i tassi di interesse, e poi le tasse, e poi i tassi da usura. Insomma, c'è un meccanismo che strittola l'azienda, obbligata a trovare una via d'uscita cambiando tutto. Chiude con il settore commerciale alimentare e opera in quello immobiliare. Inizia un'altra storia. In ogni caso, la storia dei Devoti è una storia simbolo della barbagia travagliata, da cui, nonostante tutto, i Devoti non fuggono, fanno scelte molto sofferte, convertendo appunto l'azienda, ma restano in una resistenza impegnativa, gravosa, che comunque riesce a sovrastare il terribile dramma del sequestro e anche l'avidità di uomini o dei bastardi. Insomma, una cosa per niente facile, neppure scontata, pagata a caro prezzo, come evoca il titolo del libro, Prigioniero del mio nome. Però mi sembra un grande atto d'affetto nei confronti di loro. E a distanza di tempo bisogna riconoscere questo grande merito. A me ha colpito molto la marea di gente che si è presentata loro alla prima presentazione del libro. C'era una fila enorme, tanto grande che in tantissimi sono rimasti fuori, ed è stata necessaria una seconda presentazione in un grande teatro per poter accogliere tutti. Ho colto lì un profondo atto di affetto da parte della città verso i Devoto, e mi piacerebbe a questo punto partire da qui, da questo rapporto con Nuoro e con la Barbagia, che hanno accolto l'impresa, l'hanno vista crescere, poi l'hanno vista insomma impantanata in tutte le difficoltà da cui in qualche modo è venuta fuori, per colpa senz'altro dei criminali, ma anche di connivenze e delle insidie di un sistema bancario che non si è rivelato amico. In questa drammatica storia di sofferenza e di angoscia, pongo un interrogativo e poi lascio la parola agli altri. Mi chiedo, si può essere liberi dall'odio? Perché ho un sentimento che queste pagine non ho colto, non so se per cecità mia. Io a questo punto mi fermo e procediamo dando la parola a Diego Carro. Prego. Ci saluto Riccardo e gli amici Don Francesco e Michele, e li ringrazio di essere venuti da noi a presentare questo libro che, vicino al microfono, come dirò più tardi, non può mancare nelle nostre biblioteche, nelle biblioteche di tutta la Barbagia. Ho iniziato a leggere questo libro, ho partecipato alla prima presentazione a Nuoro, con la curiosità di ripercorrere la vicenda dei sequestri Devoto, anche se già il titolo dava una luce diversa alla vicenda, la distoglieva dalla mera cronaca per indirizzare agli antefatti e alle conseguenze dei fatti criminali e per accendere l'attenzione sia sul contesto storico in cui si inseriscono i sequestri, sia sulla più che secolare storia della famiglia Devoto a Nuoro e nel territorio. Complimenti intanto a chi ha scelto il titolo di questo libro, perché è veramente pregnante e porta a sintesi il contenuto ricco di fatti, di riferimenti, di emozioni. Ecco, alla fine della lettura il sentimento prevalente è che si tratti di un diario, il diario di Riccardo, e tornando al titolo Prigioniero al singolare, focalizza tutta l'attenzione sul protagonista e scrittore del diario, Riccardo appunto. Protagonista assoluto dunque, Riccardo compila questo diario racconto, diario perché ci sono i suoi ricordi e le sue riflessioni, racconto perché i fatti sfilano nel loro svolgimento temporale per tornare tutti al filtro dei
Riccardo dunque ci offre il suo punto di vista soggettivo, fa di sé un fulcro attorno al quale ruotano gli altri personaggi e i fatti raccontati, tutto l'esterno di sé, anche se tanti dei personaggi principali gli sono vicini, anzi gli sono attorno e sono i familiari. E cominciamo da questi a parlare di chi fa corona a Riccardo nel suo diario racconto. Chi c'è attorno a Riccardo? In primo luogo i familiari, appunto, destinatari da parte sua dell'affetto filiale o fraterno, ma soprattutto della stima per l'impegno, anzi l'ostinazione, la competenza, la capacità di prevedere il futuro e le realizzazioni nell'attività imprenditoriale. Stima soprattutto nei confronti del padre Gerolamo Pippo, sia per la competenza nella gestione della ditta, sia per la correttezza nello svolgimento di funzioni pubbliche, sia soprattutto per la fermezza e il sangue freddo dimostrati nella gestione del sequestro del fratello minore Gigino nel maggio dell'85, nei contatti telefonici con i banditi e nel tenere unita la famiglia di fronte agli immaginabili rischi e pericoli che correva Gigino e alle dolorose ma necessarie decisioni finanziarie. Non mancano, nei confronti dei genitori e degli altri familiari, qualche velato risentimento, qualche nota di amarezza per le precauzioni imposte a Riccardo nella fanciullezza, precauzioni che incidevano nella vita normale di un fanciullo e di un adolescente, fino ad acuire un marcato senso di solitudine personale frutto dell'isolamento fisico in cui Riccardo doveva sottostare per precauzione, ma poi egli stesso tutto riconduce a quello stato di necessità, alla prudenza e alla circospezione che ha contraddistinto tanti anni della sua vita e della vita dei devoti a Nuoro. Prevale comunque nei confronti dei familiari, come ho detto, il sentimento di affetto, il senso di gratitudine e di stima, fino al commovente, lungo commiato materiale e spirituale dal papà Pippo il 3 giugno 2003, sul quale però dovremo tornare perché è troppo importante nell'economia di questo libro e nella vita stessa di Riccardo. Chi c'è attorno ai devoti ancora? C'era una comunità, Nuoro, che era paese pastorale quando Enrico di Gerolamo Devoto è giunto a Nuoro alla fine dell'Ottocento, ventenne, da Cagliari che era invece città. Nei 60 anni precedenti la nascita di Riccardo, Enrico e i figli di Devoto si sono fatti a Nuoro una bella impresa. Sempre innovativi e coraggiosi, hanno fatto della competenza, dello studio del mercato e della preveggenza dei punti di forza che hanno premiato la ditta. Anche quando negli anni 30 aprono un moderno panificio che cambia le abitudini alimentari dei nuoresi, costruiscono in periferia, ma accanto alla vecchia stazione, il complesso edilizio, avviano il commercio di alimentari coloniali e la torrefazione del caffè. I Devoto dimostrano coraggio, ma suscitano qualche invidia. Alla fine del decennio, con le leggi razziali, Enrico Devoto viene accusato di essere ebreo e subisce accertamenti giudiziari e una banca, interprete nelle gelosie del vecchio notabiliato nuorese, manovra contro i Devoto, che peraltro escono dal periodo bellico con rinnovato vigore, la ripresa delle importazioni del caffè, l'avvio della distribuzione all'ingrosso dello stesso caffè, gli alimentari e altri coloniali, con automezzi propri che raggiungono i dettaglianti nel territorio. Prima invece occorreva raggiungere il Nuoro e prelevare dal magazzino, esponendosi anche a viaggi pericolosi e a grassazioni. Mia nonna paterna, Diego Tissai, padre anche della presente, raccontava che quando faceva il carrolante, carro e gioco di buoi, e nomen, proprio per trasportare da Nuoro merci varie che arrivavano alla stazione ferroviaria e gli alimentari da Devoto. Riccardo ricorda che il successo commerciale e le fantasie su favolose ricchezze della famiglia Devoto continuavano ad alimentare l'invidia e quasi a farne bersagli di azioni criminose.
Questo è un filo che si dipana per tutto il libro e segna profondamente la vita e la carriera di Riccardo. Nonostante la famiglia Devoto abbia dato lavoro a tanti nuoresi e operai del territorio, 2 mesi per esempio hanno lavorato, sono stati loro dipendenti, qui c'è anche la figlia di uno di essi che pare abbia giocato con te nel Rione di Nuovo San Giuseppe, sì. Ma ricordiamo anche oltre a Secundini, Giuseppe, l'Unione, Numeri Preiata, Raspone ed altri, Vittorio Arcadio, che hanno lavorato da loro. Ricordo che entrare ai loro servizi era in quel periodo un obiettivo ambizioso, un elemento di stabilità per le famiglie. Un altro elemento sono dunque i dipendenti di questo libro. Per tutto il libro sono definiti fedeli e affezionati. Del resto il trattamento nei loro confronti era corretto e generoso. Basti pensare al credito che i Devoto anticipavano per potersi fare una famiglia e costruire una casa. 40, 50, 60 anni fa, questa è una grande cosa. Nel 74 ancora chiudono il panificio e lo vogliono trasferire ai dipendenti che ci lavorano. Infatti 2 di essi delegano e fanno nascere la cooperativa al 1° maggio. Continua è la loro preoccupazione per i dipendenti, per le loro motivazioni, per cui prevale da parte dei dipendenti stessi un percepibile sentimento di stima e rispetto e uno spiegabilissimo istinto di protezione verso i Devoti. Riccardo ha poi vissuto da vicino le istituzioni, da imprenditore ma anche da brillante protagonista di una forza sociale come l'organizzazione degli imprenditori, le Confindustria, e da sfortunato aspirante consigliere regionale in un periodo confuso. Ha polemizzato per la sicurezza anche con il capo della polizia e si è fatto sentire anche dal ministro dell'interno. Ha constatato che l'imprenditoria era sotto attacco sia da parte della criminalità che da parte dell'ambiente nel suo insieme, che per retaggio culturale o paura obiettivamente non era favorevole al normale dipanarsi dell'iniziativa imprenditoriale. La Chiesa come istituzione non appare nel libro, ma appaiono alcuni singoli uomini di Chiesa, credibili e affidabili. Ne abbiamo sentiti anche nelle intercettazioni. Don Salvatore Floris, che è deceduto pochi mesi fa, garante successivamente, secondo i banditi, dell'altro miliardo da dare dopo il rilascio della liberazione di Gigino e che ha subito anche lui un terribile attentato. Ma ancora prima Don Bonario Camittu, che è stato il grande consigliere, ha tenuto aperti i canali di comunicazione con il telefono della cattedrale, che ha messo a disposizione proprio per le trattative in cattedrale, di cui è stato parroco per più di 30 anni. Monsignor Medi si credeva che il telefono del parroco della cattedrale fosse al sicuro da intercettazioni, ma poi si accorse che invece no. E lì comincia anche un altro impegno di Monsignor Medi, che viene in campo adesso, le cui visite servivano non solo a portare conforto e solidarietà o la gioia dopo la liberazione, ma anche ad annusare, a studiare la situazione, a calibrare gli interventi possibili senza danneggiare la famiglia. La sua linea di condanna dei misfatti era attesa nei discorsi e nelle omelie. Il suo interpellare direttamente i sequestratori e la loro coscienza era proverbiale. E qualche sequestrato ha avuto modo di raccontare quale eco avessero avuto le sue parole fra i sequestratori, quale risonanza le folle riunite in cattedrali per le veglie di preghiera per i rapiti, gli appelli diffusi con la radio, dalle Barbagia, eccetera. Ribadita la priorità per la salvaguardia della persona e della sua dignità, non ha fatto mai mistero della sua idea rispetto anche all'onda politica e culturale in voga nel periodo, che la criminalità, e in particolare i sequestri, fosse fattore di sottosviluppo, che l'ombra negativa dei sequestri di persona
si allungava sulla società e la teneva ostaggio di una oscurità statica e senza futuro, né economico né culturale né civile. Ricordiamo le sue accorate parole di fronte a Giovanni Paolo II, il primo Papa a calpestare il suolo di Nuoro col sequestro di Gigino e Rosso. Monsignor Melisi, il 19 ottobre dell'85 allo stadio Quadrivio, di fronte al Papa Giovanni Paolo II, disse, tra le altre cose: nella nostra comunità però non ci sono soltanto luci, esistono anche delle ombre che per noi sono motivo di seria preoccupazione. Ombra è la violenza che di tanto in tanto esplode nella città e nelle campagne, giungendo non di rado a deviazioni gravissime, quali l'omicidio e il sequestro di persona. Persino questo giorno, che dovrebbe essere limpido come un raggio di sole, è funestato dal fatto che il nostro fratello, Gigino Devoto, e lo dico con la faccia a terra, dopo 5 mesi di ingiusta e illegale detenzione, è ancora in mano a coloro che lo hanno sequestrato. Nella seguente omelia, il Papa, come ricordava Marilena, la doverosa risposta di Papa Wojtyla fu che ho saputo che tuttora il vostro fratello, il signor Gigino Devoto, è nelle mani dei sequestratori. Chiedo e supplico in nome di Dio che egli sia restituito vivo e incolume alla sua famiglia, all'affetto dei suoi cari, al suo lavoro. In pari tempo assicuro una particolare preghiera per lui e per i suoi familiari in ansia. È un libro, dicevo, che a noi in Barbagia dovrebbe circolare di più fra gli adulti per ricordare e riflettere, fra i giovani per studiare meglio, più compiutamente, la storia del nostro territorio. E però l'ho finito e poi rivolgerò delle domande stavo dicendo per dire a Gigi. Don Francesco Mariani. Beh, dopo questi due interventi, io credo che i commenti non sono diretti qua. Però Piero, tu hai parlato di questo libro come di un diario. Qua abbiamo Daniele Orsini. Ascoltava un tenese e lui cantava una canzone, una poesia di amico Cimino, che secondo me riassume molto bene, soprattutto la prima parte del libro, quando lui dice: mi torre tasamente sul passato. Chi mi tormenta su cuore affliggito. E mi metto nei panni di uno che è stato sequestrato, di ricordare, di ripercorrere. È stato ancora affliggito. Non è. Poi certo, l'amico Cimino dice cum tempus de rosa fiorito, dell'izzoso e de viola serena, però troppo lesto può messi che scolare. La scuola di lui. E poi finisce che solo a mi pensare mi innaccordo. Mi spavento solo a ricordare. Ecco perché nel leggere quel libro io ho intravisto la fatica e sofferenza di chi quel diario lo ha ripercorso. E questa poesia in qualche modo esprime bene questo concetto. Sono tante le considerazioni che si possono fare, io ne faccio due velocemente. La prima è chi di voi ha letto il libro Il codice della vendetta barbaricina di Antonio Pigaro. Alla fine del libro ci sono delle interviste fatte a dei pastori
non tutti erano spicchi di santo, Binariatunu, che si chiamava Zibrellino, nella piazza del municipio, quando c'era il fascismo, mettevano la radio per sentire le notizie e la radio, il notiziario inizia: qui Berlino. Cos'è che si può fare di Berlino? Corretta dove sono andato il comando, lo scarabinieri non sono cliccati. Non è che ha pensato. Comunque, tra questi intervistati gli viene chiesto che differenza c'è tra la BGA e il sequestro di persone. E le risposte che vengono date: la pecora bella e il sequestrato no. E poi il sequestrato uno, le pecore invece sono con tutti, quindi fanno più bene. Questo abbino anche una riflessione, sono vittima questa serie di rispettati, insomma, che fa Michelangelo Pira e dice: che differenza c'è tra gli abbigettari di Urune e gli abbigettari di Marchi? Bellissima questa domanda. E lui dice: la differenza sta qui, che gli abbigettari ripiti rubano per conto loro, mentre quelli di Urune rubano per conto terzi. Quelli di Pitti rubano e con quello che rubano comprano terreni, fanno aziende. Tanto è vero che a Pitti c'è la proprietà privata. No, e poi guardate questa considerazione Michelangelo è vera, cioè io non si rubava per conto dei proprietari puresi, delle sormele, del principale, che si sono arricchiti con i furti di Como. La galera se l'hanno fatta quei poveri disgraziati di Como, però la ricchezza se l'hanno fatta il principale, il padrone. Sto parlando di abbracciare, non di rubare una pecora cosa chiama, sto parlando di una cosa. Dietro il sequestro di persona, anche leggendo il libro, a me è venuto un sospetto che i colletti bianchi che ci sono dietro il sequestro di persona l'hanno fatta sempre franca. Che ci sono sequestratori che hanno agito per conto terzi, per gente che dirigeva e che si è preso la parte maggiore dell'incasso e che non è mai stata, come dire, solo dei riflettori. Non voglio dire che i sequestratori erano tutti quanti agenti per conto terzi, come Michelangelo Pira dice degli abbigettari di Roma, ma che ci sia questo fatto è indiscutibile. Diego prima parlava del fatto dell'invidia, che è come il fanatico per ormai sia nei nostri paesi sia nuovo. Però non pensate che l'invidia sia solo semplicemente del povero disgraziato che deve sbarcare il mare. L'invidia è anche dell'imprenditore nei confronti dell'imprenditore, di uno che ha un'azienda che vede l'altro come concorrente e che tenta e vuole in tutti i modi sbarcarlo. I danni che i sequestri di persona hanno fatto dal punto di vista dell'economia e dell'imprenditoria delle nostre realtà, Europa in particolare,
non è solo che la gente se ne scappare, che gli imprenditori se ne sono scappati. Attenzione, gran parte degli imprenditori non erano di buono. Come dicono da noi in ungolese, naschio e paschio, no, erano dei pionieri che venivano fuori e che li hanno costretti a scappare con grave danno. Pensate quante aziende, quante imprese hanno chiuso, quanti operai hanno perso il lavoro, ma soprattutto quanta produttività nel vasto raggio, che vuol dire invenzione, proposta, innovazione, creatività, che cosa abbiamo perso? Però questo non è solo colpa della manovalanza di chi ha fatto sì questo. Questa è anche colpa di chi li ha progettati, di chi ha agito l'ombra, di chi ha voluto far fuori, tra virgolette, dei concorrenti o presunti tali. E questo è il nostro limite, che anziché collaborare, anziché fare impresa insieme, anziché rischiare insieme, non si preferisce l'uno dell'altro. Non so se mi sto spiegando, ma lo possiamo dire di là. Tutte le aziende di lavoro, quelle che sono familiari, il babbo crea, i figli vanno bene, poi si sposano e si spacca l'azienda. Si spacca. Cioè non si riesce a collaborare. E se questo accade dentro una famiglia, figuratevi dentro una cerchia o un universo di pasta. Quando parliamo di invidia non è solo l'invidia, c'è anche una famiglia, ma c'è dentro anche la realtà imprenditoriale. Giustamente anche Diego, anche Marilena hanno ricordato il ruolo funesto delle banche. Ma vi rendete conto che lo Stato sta risarcendo i sequestratori perché nella loro detenzione vivevano in celle, però lo sta risarcendo. E al sequestrato cosa gli risarcisce? A quello perché dici che il bagno era sporco, e quello non aveva quel bagno però, E al sequestrato gli si è fatto pagare tutto. Capite? Io lo cito sempre come esempio di vergogna totale. Il dottor Tusci, che viene sequestrato, e dove l'INPS gli nega il coso pensionistico per 6 mesi, durata del suo sequestro, per assenza ingiustificata. State capendo? Questo è, cioè, ma che giustizia c'è? Io sequestrato e tu mi sospendi tutti quanti i diritti pensionistici, il coso di tutela, il coso per assenza ingiustificata. Ecco, questo è assurdo, con cui non abbiamo fatto i conti sino in fondo. Però la lettura del libro di Riccardo davvero spalanca tante cose, tante riflessioni. Ci sono alcune che ci sfuggono nel retroterra. Io non credo che chi ha sequestrato Gigino, come dire, siano 4 più o meno disperati, avvicendati che si mettono d'accordo. No. Credo che dietro quella roba lì ci sia un assalto a un'azienda. Avete fatto bene a dire che tipo di azienda era e l'importanza che aveva. A un tipo di azienda che dava fastidio.
che danno fastidio. Non è semplicemente perché Riccardo Devoto è simpatico, antipatico, no. Il problema è come far fuori una fiera. E questo non lo pensa l'ultimo arrivato. Dietro ci sono così mentalità che spaventano e che dovremmo mascherare. Grazie. Grazie Domenico. Procediamo con Michele Tanti. Grazie Marilena. Mi viene in mente che in tutte le presentazioni che abbiamo fatto io ho sempre paura di rovinare quello che ci lascia intorno Domaniani. E quindi davvero il convegno poteva finire qui. No, però Domaniani mi deve consentire un paio di cose. Una cosa bellissima, non mi ricordo come ha detto proprio dell'invidia, l'aveva sintetizzata così. Dice, a me non interessa che io mi arricchisca, l'importante è che impugnisca te. E questa è la sintesi di quello che ci ha detto adesso. Però io sono molto contento di essere qui perché, vedete, oltre agli amici Marilena, che io considero un po' la mia sorella, e Diego, però ogni presentazione è sempre diversa. Cioè, la cosa bella, noi vorremmo, per fortuna ringrazio Bustiano che ci sta registrando, ci sta mandando, però Marilena ha posto una domanda oggi, ovvio. Io devo ringraziare Riccardo per una cosa. Non ho mai sentito la parola ovvio. Ho sentito una parola che è diversa, indifferenza, rispetto ai lavoratori. E mi collego anche all'ultima cosa che diceva Domaniani. Vedete, io devo ringraziare Riccardo per questo. Prima di tutto da cronista e poi da cristiano. Perché questo mi ha consentito di guardare a questa storia con occhi liberi, con la certezza che in ogni caso c'è sempre un uomo, anche chi sbaglia è un uomo. E rispetto all'ultima vicenda che citava Mariani, io credo che sia la forza dello Stato. La differenza, Domaniani, è questa, che lo Stato è più forte anche di chi ti lingua, è capace di riconoscere i suoi errori, è capace anche di risarcirli. Quello Stato che però non si comporta, e questo ce l'ha spiegato bene, con le vittime. Io ho voluto fare questa operazione proprio per dare voce alle vittime. In tutto il libro, ma io ad esempio ho dovuto fare il dentista, ho dovuto cavare alcune cose. Perché? Perché si vergognava di essere un ex sequestrato. Cioè, il dramma vero è questo. Sembrava lui il colpevole. Sembrava Gigino che si è sequestrato. E poi c'è una storia bellissima. Pensate, nel 1936, quando il mondo è sull'orlo del baratro, che Hitler sta per scoppiare tutto questo, c'è un pazzo che da nuovo, paese di 8.000 abitanti al centro del si mette a commerciare caffè col Sud America. Pensate noi oggi che parliamo di continuità territoriale, di trasporti, di banche, cosa ha dovuto superare questo terrore? E poi c'è questa famiglia, la storia della signora l'abbiamo sentita in decine di paesi che siamo andati. Ed è questo che ci manca. Gli veri imprenditori. Gerolamo Devoto, c'è un passo del libro rispetto anche a un certo rancore, ma perché non ce ne andiamo? Perché dobbiamo restare qui? Sapete cosa risponde? Perché abbiamo la responsabilità di 100 famiglie. E quest'uomo si rovina, sapete perché? Perché decide di fare il pesce piede a Prato Strato. Perché loro vivevano in una sorta di castello, al centro di Nuoro.
Gerolamo Devoto andava nascosto in un furgone a controllare il cantiere. Ecco perché è importante sapere da dove veniamo, ed è importante anche la lezione che dobbiamo forse imparare noi, che è la lezione della Chiesa. Vedete, nel libro c'è comunque, Diego, tutte queste alcune cose, e io che sono nato come cronista con Monsignor Menis, io le ricordo quelle lì che si chiedevano: ma perché scendono in piazza contro la violenza in Calabria e qua no? Perché Monsignor vive in ribalta quella piramide, si chiede: ma è la povertà che crea violenza o è la violenza che crea povertà? E poi viene qui. Però vi ripeto, oggi io sono molto contento perché, e vorrei che magari Riccardo approfondisse, questa non aver voluto parlare della vicenda giudiziaria. No, a me interessa parlare di altro. E mi interessa parlare soprattutto delle conseguenze. E ci interessa parlare, diciamolo, di quella che io chiamo sempre la zona grigia, di un'opinione pubblica che si chiama un po' all'esterno, anche rispetto a questo. Io racconto sempre un episodio di un paese, non conta dire il paese, perché poi tutto il mondo è il paese. Posso dire che la vittima nel sequestro Berardi, i giornali scrivono a un certo punto, me lo racconta un medico, un mio carissimo amico medico condotto, scrivono a un certo punto che Cristina stava male. In realtà Cristina prendeva un determinato medicinale, quindi scriviamo il nome, figuratevi se sono andati a comprare quel medicinale, no. Però il dialogo nell'ambulatorio del libro tra due donne anche il malai la Cristina e l'altra, ma soltanto io non schia. Due donne parlando di una donna, il giustificazionismo, il chiamarci fuori. E poi c'è la vera cosa che diceva Piano, lo Stato, i colleghi. E qua c'erano le banche che erano disperate quando non c'erano più sequestri di persone. Perché qua il devoto, Gerolamo Devoto, sapete quando inizia a morire? Quando ogni giorno che deve andare allo studio deve guadagnare 500.000 lire per pagare il mutuo al giorno. 500.000 lire al giorno solo per pagare gli interessi del mutuo. Figuratevi quest'uomo che ha fatto tutta questa cosa e che si trova a lavorare per pagare quelle banche che lui ha sempre odiato. Ecco la grande lezione che ci viene e che io ho tentato disordinatamente ringraziando gli amici di Vitti. Però questo aspetto, Riccardo, ti chiedo di approfondire stasera, cioè questo distacco, questa lezione che in ogni caso io non odio. Io prima di tutto voglio ringraziare Vitti, perché come stava dicendo Michele, in ogni paese che andiamo troviamo vecchi clienti che mi ricordano tante cose. La signora ha conosciuto addirittura mio nonno, ci siamo fatti una lunga chiacchierata, sarebbe rimasti volentieri di affianco a chiacchierare. Credo che sia stato detto tutto. Io però, contrariamente alla curiosità delle persone che vogliono sempre chiedere del sequestro, del mio sequestro, del sequestro di miei zii, eccetera, io mi vorrei soffermare su quello che noi diciamo un terzo sequestro di persone. È stato l'approccio che noi abbiamo avuto con le banche il giorno dopo che zio Gigino era ritornato libero. Io con molta ingenuità pensavo che col sequestro, con la fine del sequestro di zio Gigino, finisse tutto e potessimo noi lavorare con le tasche vuote ma con
serenità, e così non era. E io infatti nella vicenda, la vicenda del mio sequestro, la vicenda del mio zio, la parte più dolorosa è la vicenda delle banche. Purtroppo è cominciato con, noi dovevamo, come stava dicendo Marilena, nel 1985, io lo reputo l'anno horribilis della nostra azienda, perché noi credevamo nel territorio e avevamo intenzione e avevamo anche fatto degli investimenti abbastanza consistenti, come per esempio 2 macchine confezionatrici della torrefazione che avevamo preso in leasing proprio in quell'anno, nel 1985, che costavano diverse svariate milioni. E purtroppo in quello stesso anno è successo il sequestro di Zio Gino, è durato 8 mesi e abbiamo dovuto chiedere a una banca un fido bancario che ci hanno dato. Devo dire la verità, scusate se qui parlo di un termine un po' scabroso, ci hanno portato via anche le mutande, cioè ci hanno ipotecato anche le mutande, tant'è che ne faccio anche menzione nel libro. Un direttore di banca scherzandoci aveva detto se avevamo dei cani di razza da ipotecare. Noi avevamo tutto ipotecato, le case nostre, le case, e da lì è cominciato purtroppo il nostro calvario. Come stava dicendo Michele, 800 milioni in quel periodo, noi pagavamo il 23% di interessi passivi. Quindi significa che noi su quegli 800 milioni dovevamo pagare 160 milioni l'anno di interessi. E poi chiaramente sono cominciate i vari fanalini rossi delle altre banche, perché si sono tutti allarmati. Io mi ricordo una banca, è venuto il direttore nel pomeriggio, ci ha revocato così in un pomeriggio, ci ha revocato un fido di 150 milioni con la preghiera di saldarlo entro una settimana. Capite bene come si può fare imprenditoria con questo stato qui, tant'è che poi alla fine noi ci siamo parlati fra fratelli. Mio padre purtroppo era ormai rassegnato ma non si voleva rassegnare, voleva continuare nel portare avanti la sua impresa, l'impresa che aveva creato col padre, eccetera, ma capivamo che non era possibile, noi capivamo che non era possibile. Purtroppo abbiamo dovuto prendere delle decisioni che col cuore ci sanguinava il cuore, però dovevamo ragionare con la testa. E per non scomparire abbiamo trasformato l'azienda da manifatturiera in immobiliare. Abbiamo dovuto sacrificare quel marchio Caffè Devoto che era la nostra vita, eravamo affezionati, abbiamo dovuto cedere il marchio e ci siamo buttati in una nuova realtà imprenditoriale, però devo dire con soddisfazione che noi ci siamo sempre. Come diceva Don Mariano, in molte aziende hanno chiuso, molti imprenditori se ne sono andati via, noi siamo rimasti anche se il nome dell'azienda è cambiato, però gli attori sono sempre gli stessi. Io volevo chiudere questo mio breve intervento, poi sono a disposizione vostra per le domande. Io ho sempre ammirato le persone che si sono fatte da zero e io, devo dire la verità, sono cresciuto nella bambagia sotto certi aspetti, perché chi si era fatto da zero era mio nonno, mio padre, eccetera. Quindi sotto questi aspetti io, come posso dire, sono stato un imprenditore a handicap, perché non ho quella scorza di quello che si è fatto da zero. Però devo dire un'altra cosa, forse ancora peggio. Il brutto è rotolare e ricominciare nuovamente, non essendo io abituato a partire da zero. Io credo che quella sia una cosa molto dolorosa. Ho sofferto, vedevo gli sguardi, gli interrogativi, gli sguardi della gente che diceva che noi avevamo sperperato il patrimonio
dei nostri predecessori, senza capire che purtroppo, e nessuno lo capiva, che quel capitale lì che abbiamo dovuto sborsare ai sequestratori, naturalmente l'azienda non ce la faceva più ad andare avanti. Chiudo con un'altra cosa, si parlava, ripeto, degli imprenditori che sono andati via. Io da presidente della Confindustria provinciale, sono stato presidente della Confindustria provinciale negli anni da 85 al 2000, ho fatto scouting imprenditoriale, volevo far venire degli imprenditori da fuori e non ci sono riuscito, perché quegli imprenditori stessi che io contattavo mi dicevano: perché devo venire l'imprenditore di tu per fare la tua stessa fine? E questo mi lasciava, diciamo, così disarmato, benché il nostro territorio, a me mi dispiaceva moltissimo, perché il nostro territorio avrebbe avuto bisogno veramente di nuove forze imprenditoriali. E pensiamo, se tutti quegli imprenditori che se ne sono andati via, io non faccio nomi perché sono stati tanti, se fossero stati tutti qui a lavorare, forse staremo raccontando di un'altra provincia, di una provincia più ricca. Chiudo veramente un'altra cosa: se questo Vinci, mi pare che sia stato nel 1992, una cosa del genere, 500 buste paga andate in fumo, sequestro Devoto, 120 buste paga andate in fumo, più ritorno. No, io sto parlando solo di buste paga, poi non parliamo di ritorno. Luca Loci, io sono stato insieme in una presentazione di libro, 60 buste paga che sono andate lì, quindi stiamo parlando di circa 700-800 buste paga nella provincia di Roma, Berardi, che sono andati in fumo. Pensiamo cosa sarebbe stata la provincia di Roma se tutti questi sequestri non fossero avvenuti. L'odio. Sì, come diceva giustamente Michele, io posso avere 1001 difetto, non provo odio, non provo gelosia, non provo invidia, forse ho il senso di indifferenza molto pronunciato e che dico che forse sia peggio. Giustamente, come diceva Michele, abbiamo deciso insieme di non parlare della vicenda giudiziaria, ma non per una questione di paura, perché proprio non mi interessa. Io, credetemi, certi autori del sequestro, sia mio che di mio zio, non so neanche come si chiamino. Non mi è mai interessato. Abbiamo voluto raccontare proprio le vicissitudini di questa famiglia che per la sua riservatezza non ha mai voluto dire chiaramente cosa abbiamo provato. Io l'ho messo sul libro, ho messo a nudo tutto quanto. Devo dire che se ci fosse stato vivo mio padre non mi avrebbe mai permesso di fare questo libro qui, però era necessario che la gente conoscesse la vera vicenda Devoto. Grazie Riccardo. Se ci sono domande dal pubblico, va bene. Michele mi ha preceduto, ho dimenticato i ringraziamenti. Intanto l'impegno del Cristiano Composto di diffondere anche questo incontro e un arricchimento per tutta la comunità. C'è poco da fare. Grazie per la vendetta per questo mio ringraziamento, vorrei venire a dire la tua. Un altro ringraziamento lo voglio fare agli amici di Achimus che hanno consentito di esercitare meglio i due nostri sensi importanti, la vista e l'udito. Hanno sistemato i faretti, hanno sistemato i microfoni. Sì. Allora, ti chiedo anche una domanda. Vabbè, intanto io ho capito il periodo del Devoto che hai visto del crocchieri e veniva dalla Spone tutto lo prodotto del Devoto e
immaginaria questo gli epominore che mi lasciano in bottega, immaginaria questo devoto come una cava del tutto che poteva servire, caffè, alimentare, quindi si immaginario vero devoto era stato. Allora, io credo tornare a un capitolo di questo trattato, non mezza pesante ma comunque bestia, a che ne è un riferimento a sia Pio Comurro che ha scritto un libro per dovere di verità. E non per cosa sa veramente miserevole questo atteggiamento della politica in questo periodo, che non solo non ha fatto nulla per aiutare, che hanno soffiato adesso le sue lume, cioè le salvezza e che hanno in qualche maniera in crisi, non solo non ha fatto nulla, ma l'ha spinta sul disastro. Cioè battati di un'insufficienza politica incredibile. E se spacca mica, che sono dedicate a questa politica, il suo libro tuo, va scritto, da questo dato viene a Gramsci, o degli indifferenti, insomma, evidentemente l'atteggiamento della politica verso la situazione di questa industria nostra è stata veramente degli indifferenti. Va descritto che se esperienza tua in Confindustria, che poi è arrivata insomma a 2 anni, mi pare che così è stato, una cosa del genere. Quindi è arrivato sul ricambio a che sono riflessioni e non che si cambia, ma questa politica invece non si cambia. E poi questo lo completa già questa esperienza della sua candidatura, che hanno lei una ribalta che non cellulare che sono io continuamente a lui di sa Confindustria, poi arriva su Domizio il Bartolo in un bel dopo la crisi, il nuovo PIL, eccetera, e così via, perché questa avventura probabilmente cercando di rivitalizzare una politica e intendere un alieno, cioè un candidato alieno, cioè praticamente in fuori dell'occhio, cioè noi sullo tuo, insomma, e improvvisamente tutto questo riflettore che quindi a noi si è confrontato così distrutta e talvolta che nuvola questa che veniva chiamata e tanto decantata società civile, in effetti è tutto in questa scomparita, su che esisteva non intesa società civile, ma la scomparita. Ecco, devo chiedere chi approfona un po' questo aspetto del suo rapporto, casa politica e l'industria, per esempio, in questo periodo del totale fallimento dei contratti d'aria, la Gabriella, dobbiamo scramare, insomma. E in un imprenditore che ha penso risperaia in questo contratto d'aria però rivitalizzare un po' la situazione della zona del lavoro. Invece questo non è successo, battati con un disastro totale, tanto scappando da Panama. Io personalmente ho accompagnato computer volato in terra, cioè una cosa terribile veramente. Ecco, di Apocalisse che vive sono in questo innanzitutto devo fare complimenti a Luciano Composto, perché io mi ricordo da quando ero giovane presidente della Confindustria che aveva organizzato un convegno forse sull'energia, non è possibile, a Paolilati. Che stato? Sì, Mario Melis, Io non ce l'avevo fatta ad andare, però avevo mandato il mio vicepresidente ed era ritornato meravigliato di questo convegno che veramente era una cosa d'alto livello. Quindi mi pare che ci fossimo anche sentiti, ma ti rinnovo quei complimenti. Per quanto riguarda il contratto d'aria, forse occorrerebbe un altro convegno per parlare del contratto d'aria. Posso dire solamente una cosa, che io proprio facendola breve,
io mi ero rifiutato di firmare fino a quando io col taxi stavo andando a Palazzo Chigi. Mi arriva una telefonata da lei sì, e insomma non posso dire tutto, però ho dovuto firmare. Nel momento in cui ho firmato come Confindustria il contratto d'aria, non ce l'hanno portato via, è subentrata la politica, le famose iniziative che tu dicevi erano già state preconfezionate da prima. E purtroppo io devo dire una cosa, io l'avevo detto anche in un convegno a Silanus, che io finito con la Confindustria io non avevo più partecipato a niente, però ero andato in un convegno a Silanus dove si parlava del contratto d'aria. Io avevo detto che io il mio lavoro ce l'ho, io credevo nel contratto d'aria ed ero sicuro che sviluppandosi avrebbe arricchito un intero territorio come Ottana e Polotta. Purtroppo devo constatare che il contratto d'aria ha arricchito poche persone che si potevano contare sul dito. Una cosa, la dico io, Riccardo, mi assumo io la responsabilità. Riccardo, intervistato da Michele Carti sul contratto d'aria, per la prima volta ha rilevato alcuni meccanismi. Il mese dopo gli è arrivata la visita di garanzia su richiesta e poi è stato assolto. 2. Lo Stato. Ci siamo dimenticati oggi, siamo stati forse il primo. Sapete, su quei 180 milioni che ogni anno di interesse pagavano le tasse. Questa è la vera vergogna dello Stato. Cioè, siccome i sequestratori non mi hanno rilasciato la ricevuta da scaricare nella denuncia dei riti, lo Stato gli faceva pagare, non solo pagavano gli interessi alle banche, ma dovevano anche pagare il PFIMO e tutte queste cose. Se qualcuno non ha dentro di banca, possiamo continuare ancora. Volevo su. Scusa, mi vai per l'orchestra. Buonasera. Diego che ti mette mano, voglio toccare molta vita. Ascoltando la storia dei nostri signori, no? Che mi è venuta in mente un'esperienza che hanno fatto 2 anni fa in San Sata. Sequestro con Silvia Meli Senato. Abbiamo convocato, abbiamo organizzato con la loro associazione, abbiamo stato una giornata intitolata Qualcuno di Posapacchi in San Sata e abbiamo invitato tutti ex sequestrati, in momento il Collegio Buffoni, Benedetto Murgia, Centonia Nova, Piero De Morte, se avete detto alcuni di sfuggenti, vabbè. Michele collegare allora, al momento della messa, della celebrazione che è stata fatta in San Sacra, quindi in San Lazzone, abbiamo questi ex sequestrati di portare qualcosa dall'altare per l'offertorio, al di là delle cose normali che vengono il pane, il vino, eccetera. Abbiamo questi portati simboli dove poi sono stati fatti dei commenti, quindi le catene, un libro per la cultura e una ciotola di terra, quindi collegandoci un po' della terra, e abbiamo messo l'ingrato compito di guardare questa cosa da questi sequestrati della lavoratura sanitaria. Quindi ho appodato un macchina tutto e questa ciotola di terra non è scoprita propriamente, l'ha appodata a Murgia, che non mi ricordo cosa mi sfugge. Gianni. L'ha parlato così, io non avevo mai visto, non Sarava, con lo sguardo un po' burdo, un po' non mi so come definire, ha fatto lei la porterebbe all'altare questo. Questo siamo sempre, tanto non si guarda. Sì, la chiudiamo. Già che tutto canta la messa, eccetera, vieni tutto, mica è claro. Vieni qui, tu mi devi spiegare, tu mi devi spiegare perché mi ha dato la terra. Terminare.
una cosa le devi appagare, ma visto che devi disporre, te li dare via come così. Ma tu non lo so, ma tu mi è venuto di darti la terra come mi è venuto di dare le altre cose agli altri. No, tu mi devi spiegare perché a me tu hai dato la terra. Non mischio, non lo so, ma avete problema, perché c'è il capo alto, capo combinato, e mi comincia a mettere, tu non sai cos'è per me la terra. Lui era un imprenditore ricco, è stato sequestrato nella sua azienda, ha poco 8 mesi su terra, sequestrato, al buio. Lui, dopo che non ha staccato sotto terra, non ha visto per nulla, ma ha avuto l'intelligenza di disegnare tutto le scale. Non ha perso la cognizione del tempo, ma ha raccontato tutta una storia allucinante. E poi, dopo tutta questa storia, compreso che io non l'ho parlato proprio, guarda, in questo luogo, se non sapete, non c'è di cosa registrare. Non vedo mai, non esiste, ma il tuo luogo non esiste di cosa registrare, quindi noi scopriamo la terra. A questo punto sono contento che l'hai data. Ok? Anche, guardate, vedi che mi è così. Mi è piegata a Samaria. Mi è tutte carte corferate. No, per non capivo. E mi è data, allora, ho compreso così, si è fidato un misto pulite e mi è data un libro. Ma non è un libro, è una cosa scritta a macchina, praticamente è pensata. E il suo libro è stato scritto con la storia del suo sequestro. Non so se l'avete visto, ma è adesso. Andate a giocare a pubblicare questa storia del suo sequestro mio. Ma non è la storia del suo sequestro, è il scopo del suo sequestro. Ok? Io mi parlo di storia allucinante e io ho visto poi questo libro, io non l'ho mai compreso, non l'ho mai pubblicato, se l'ha mai se è uscito fuori. L'ha pubblicato, però va bene una cosa, che hanno rovinato un servo dopo che l'ha preso io, che l'ha preso tutto un fiato e l'ha portato a capo zero. Lei si è giornata di mandare a bene, vedete, mi ricordo di lui, che lo paura, mi ha dato sotto no, perché ne dormire. C'è la storia del scopo su questo, tutto il cartello di Giovine, dopo questo deve fare questa giustizia soprattutto. Hanno primo interrogatorio e spiega i truiti, secondo interrogatorio e spiega i truiti, i truiti perché aveva registrato il passaggio del dosello militare, uno voi e uno voi, ti spiegato come testolare. Risulta che si incrocia questo dosello di Poiero. Aveva un'intelligenza sopraffina questo momento. Ok, finché dopo il quarto e il quinto inquirente che è il merito del continente, l'hanno interpretato non l'hanno andato prima, ma si è questo favolare. Sono andati a cercare una trovata di covo. Ok? Quindi non so che poi questo libro già sta pagando, io ho aspettato che sto meglio fa la puntina stuata, perché questa storia è allucinante. Un'altra cosa che mi ha fatto pensare del Sadie, non del Sadie, ma la settimana dopo, che non è vero che Sadie è Giuseppe Vinci, ma è venuto la settimana dopo perché era impegnato. Abbiamo suonato una die in dove hanno saltato a conto in una maniera ammirevole, tutto gli anni non è entrato dappertutto, eccetera. È una cosa che mi ha contato tu immagini che mi hanno dato che canto mi hanno dato sul processo, entrambi nell'ora del tribunale, veramente devo salutare. E poi per un attimo mi sono girato, perché sono lontano. Però quasi questa oh ciao, quello che questo di non esiste. Senti, questo lo si riporta sempre su questo. Poi forse la misteria naturalmente è salutare, c'è la solidità che non sono russo, non sono solo dell'avvocato. E va bene. Un'altra cosa che chiedo sottolineare sempre dei possediti, sono venuto sono della associazione allora del Consiglio di Amelis e avevano portato tante magliette con la scritta "Noi sequestri". Non la spiegavo, aspetta, pensavi bene, questa maglietta è stata inattiva. Cioè questa è una maglietta che te la pone per andare a male, ok? E tu parla più bene che in occhio, se non sa, non spiega, non sto toccando sulla pone.
Diego, tu volevi intervenire? Se non ci sono interventi dal pubblico. Ah, Mariangela, prego. Ti posto il microfono lì. Aspetto Diego, dopo Diego. Ah, c'è anche Diego, perdonami, Diego Asproni. Sviluppo No. balneare. Mariangela, prego. Tu hai paura? Mi continuano a dire. Allora, io non ho letto il libro come ho spiegato a Michele e a Carlo, aspettavo questo momento per prenderlo. La mia visita qui, la mia presenza qui è un abbraccio a Riccardo, sebbene postumo in qualche modo, e a Michele perché è un amico caro, anche per te. Ma la mia presenza qui è semplicemente una questione di affetto. È una riserva d'affetto nei confronti di Riccardo in questo momento che rappresenta una famiglia che io ho imparato ad amare da quando ero un adolescente, una famiglia che ha garantito, ne avevo parlato con te Marilena, che ha garantito a moltissime famiglie del Nuorese di recuperare e di tirare sulla schiena e di andare in mezzo al mondo a petto in fuori con una grande dignità. La famiglia Devoto non sono stati solo degli imprenditori, sono state delle persone che hanno allargato la loro famiglia e hanno inserito all'interno di questa ragnatela enorme, perché dove non c'era consanguinità, ma c'era un grande desiderio di far crescere un'intera zona, un intero aerale della Sardegna che era sottosviluppato e che pativa la pena della fame, del bisogno, della necessità. La famiglia Devoto invece è stata coraggiosissima perché, come dicevo, ha allargato questa ragnatela, permettendo a moltissime persone di entrare a far parte del cerchio di quelli che avevano la dignità del lavoro. E la dignità del lavoro è stata costituita dalle piccole botteghe dei paesi, dalle piccole imprese di artigiani, dalle piccole pasticcerie. Mia madre e mio padre avevano una pasticceria e quando a casa si parlava della famiglia Devoto, mia madre si commuoveva perché diceva: se noi non avessimo avuto Devoto, ok, lei li chiamava così, i Devoto, se noi non avessimo avuto i Devoto noi non avremmo potuto fare quello che abbiamo fatto. Mio padre era terrorizzato dai debiti e quindi non avrebbe mai messo su un'impresa pensando alle banche o torno al discorso delle banche. Quindi mia madre ebbe il coraggio di creare questa attività, era una donna straordinaria, coraggiosa, una grande imprenditrice che se fosse sopravvissuta forse avrebbe potuto dare lezioni anche a quei signori che ci guardano dall'alto, in qualche modo con la puzza sotto il naso, quando si rivolgono ai piccoli imprenditori di questo territorio. E lei diceva: la nostra famiglia è in debito con la famiglia Devoto per la vita, perché ciò che ha fatto a me lo ha fatto a voi. Se voi avete potuto studiare, avete potuto costruire le vostre famiglie, noi lo dobbiamo alla famiglia Devoto. Ricordo con grande ansia, perdonatemi se mi trattengo, ma ho aspettato molto tempo per raccontare questo, per portare il mio ringraziamento personale a Riccardo. Quando era successo, perché il fatto che io ricordo benissimo il signor Gigino, così noi lo chiamavamo, quindi io ero giovanissima, avevo imparato da poco a guidare la macchina, per cui per alleggerire le fatiche a mia madre ogni tanto andavo nel deposito che c'è dentro Piazza Italia a prendere la roba. E il signor Gigino un giorno, mio padre aveva una 127 verde, quindi io guidavo questa macchina, e un giorno il signor Gigino mi vede, stavo caricando i barattoli di strutto, di marmellato, quei barattoli enormi di miele, eccetera. Il signor Gigino mi viene da dietro, mi prende sotto il braccio e mi dice: ragazza mia, cosa stai facendo? E io dissi: sto caricando, signor Gigino. Tu non puoi fare questo, avevo i sacchi di farina, i sacchi di zucchero, non da 50 kg, adesso non ricordo il peso. Chiamavo dei ragazzi e mi caricarono la macchina. Quando ci vedeva arrivare, lui mi prendeva sotto braccio e diceva: cosa ti serve oggi? E questo per me è il ricordo più bello, perché non era un commerciante comune, era una persona di famiglia che ti accompagnava.
Raspone. Ok. Questo signor Raspa, che noi tutti chiamavamo Raspone, era uno di famiglia. Lui arrivava la mattina e diceva, beh, ti servi qui. E mamma diceva, no, aspetta, a mi servire, non so se capite, a mi servire tu mi do della roba, ma non la posso paccare, non ti preoccupare. Ok? A paccare a mordere va sempre sdentro, diceva quest'uomo. E quindi questo poter pagare dopo che noi avevamo prodotto, che i miei genitori producevano, per noi è stato il salvacondotto verso il benessere, verso il recupero. Si proveniva da un periodo di guerra, da un periodo di fame, da un periodo di necessità in cui non era facile come sembra adesso. E quindi grazie di fatto. Mi domando se loro non avessero avuto il preciso compito di devastare l'economia produttiva della nostra terra, perché se penso a quello che hanno fatto di comune d'accordo con lo Stato, perché lo Stato sapeva che cosa stavano facendo, ok? E lo Stato non è mai intervenuto e si sono ben guardati dal tutelare e dal promuovere le azioni politiche di politici come te, dall'animo nobile che lavoravano per le comunità, realmente, con onestà nei confronti della comunità. Allora mi viene da pensare, intorno a pochi anni fa, quando ci fu lo scandalo del Monte dei Paschi di Siena e al Monte dei Paschi di Siena lo Stato salvò letteralmente il fondo Siena, permettendo di farsi ricco con i soldi dei contribuenti, dei risparmiatori. E quando invece le famiglie chiesero i prestiti per poter salvare i loro congiunti, vennero affossati. Questo è il grave debito che hanno fatto i nostri. Posso fare uno scherzo? Posso fare uno scherzo da prete a domani? No. Allora, ricollegandomi a quello che ha detto Bustiano Busto, la politica, cioè tutto questo che abbiamo sentito noi, cioè, Riccardo De Monto sarebbe dovuto essere eletto a fronte di popolo consigliere regionale. Siccome anch'io ho passato la lavoro e mi ricordo tu cosa mi dissi, caro Michele, ricordati che in Barbagia non esiste l'opinione pubblica. Ci fai una riflessione su questo? Lo so che sono molto morello, però anche tu sei morello, tra due morelli dice le cose. Scusate, non posso. Non posso perché sono amici. Un paese che per 20 anni non ha alternativa amministrativa. Io sto parlando di un sindaco che sulla cui onestà ci mettono la mano. Però un paese che non ha alternanza è morto. Lo volete capire? Questo lo dico al di là di cose, ripeto, non è un giudizio sulla persona. Lo ripeto, lo sottolineo. Però un paese, qualunque sia, che sia Pitti, che sia Urune, che sia che non hai alternanza, sei brutto. Franco Donello. Mi permettete di sentire sulle ultime considerazioni di Don Mariani, mi permettete di sentire perché qui c'è stata un'opinione pubblica con regolari votazioni che hanno espresso il diritto per la comunità. Ma non sono intervenuto per parlare di questo. Io ho letto il libro dopo la sua prima presentazione, mi è stato portato da Diego, non ho potuto partecipare a Moro, con una bella dedica di Michele che ringrazio adesso per la dedica che mi hai scritto nel libro. Devo dire che il libro l'ho letto subito e ci ho fatto delle riflessioni.
credo che sia un libro che tocca proprio la coscienza collettiva del nostro territorio, del Molise. Naturalmente i libri si capiscono molto meglio poi alla seconda e anche alla terza lettura, quindi non mancherò di leggerlo nuovamente. Però mi ha fatto venire in mente anche degli episodi, questo libro mi ha fatto venire in mente degli episodi della mia giovinezza, quando succedevano questi fatti, io ero abbastanza giovane, intorno a 20 anni. Per esempio un episodio che non so quanti conoscono, ricordano, a parte il fatto che ci sono questi episodi di violenza così ricorrenti come sequestri di persona, come gli omicidi, sempre ci interroghiamo, come diceva poco fa Michele, due tesi si sovrappongono, si contrastano, ma il malessere è conseguenza del malaffare, la povertà è conseguenza del malaffare, o viceversa, il malaffare è conseguenza del malessere della povertà. Ecco, l'episodio che voglio ricordare è che, non ricordo se era una fase, una fuga in Vaticano, che ormai non c'è più, siamo in esili. Oppure in occasione del suo arresto a Nuoro tutti gli istituti superiori fecero sciopero. Tutti che siamo, cioè l'hanno arrestato praticamente perché hanno sospettato dicevo che molti, sentite, molti pensavano, ma questo lo sciopero da parte degli studenti, in modo particolare delle studentesse, soprattutto le studentesse erano più animose in questa proclamazione di sciopero. Cioè, purtroppo si era creato un mito. Oggi come oggi dobbiamo fare una sorta di autocritica rispetto a quello che era una volta e tenere nella giusta considerazione quella che è la legalità che deve essere prevalente. Grazie. Io vorrei tornare al libro, perché la cosa che più mi ha colpito di questo libro, che dicevo, un diario raccolto, più che le vicende mi ha colpito lo stato d'animo di Riccardo, che per tutto il libro parla della sua fanciullezza e giovinezza un po' mancate, è mancata la normalità, i rapporti di un ragazzo normale. Ed è un sentimento che torna fuori proprio impetuoso negli ultimi giorni, quando racconti gli ultimi giorni di Pippo, in particolare il tuo diario intimo di fronte al tuo padre abitante. E da una parte c'è, solo per riassumere questo stato d'animo, dice: spesso, lo confesso, ho avuto la sensazione che nella tua scala di valori prima della famiglia fossero collocati i tuoi dipendenti, eccetera, eccetera, eccetera. Poi hai parole però anche di apprezzamento per il coraggio, anche se lui sembrava un condottiero, un soldato sconfitto, talvolta poteva sembrare incosciente, però sempre animoso e animato. Forse negli ultimi tempi anche con la vostra decisione di cambiare la fisionomia della ditta, dopo 20 anni dal sequestro, lui aveva cominciato a morire, eccetera, 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 lui ti appare in una doppia veste. Io ti voglio chiedere, per tornare al libro, potrei dire ancora tanto sulle banche, eccetera, ma torniamo qui a questa dimensione psicologica e soprattutto al libro. Alla fine di questa vicenda, col filtro del tempo che è passato,
Il tuo sentimento qual è? Siccome ci abbiamo alla conclusione, vorrei fare anche un'ultimissima domanda a entrambi gli autori. Stessa domanda: com'è stata questa esperienza di scrittura? Cosa vi ha lasciato? Allora, tornando alla prima domanda che mi ha fatto Piero Carlo, io devo, fra l'altro premetto che con mio padre io ho avuto degli scontri epici, perché avevamo tutti e due un carattere molto forte, al contrario dei miei fratelli. Io invece avevo degli scontri molto duri, addirittura una volta eravamo all'urla, mi aveva detto che l'azienda era insomma, scontri molto duri, però alla fine ho capito che qual era il suo dramma e me ne ero accorto quando che ormai avevamo preso le redini della situazione, cambiato l'azienda eccetera. Io a un certo punto mi vedo sparire mio padre e vado in un locale nel sottoscala dove si saliva su a casa, dove c'era una vecchia sedia ed era seduto lì con le lacrime agli occhi. Io l'ho visto 2 volte con le lacrime agli occhi, uno quando era morta mia nonna, quando ero bambino, e quella volta, e lì ho capito il suo dramma interiore. E quando era ricoverato in ospedale, una volta mi disse: Serca, avevi ragione. E ho detto: ragione di che cosa? Dovevi, ha detto, non ti ho dato retta su determinate cose, ormai era quello che era. Per quanto riguarda l'altra domanda, l'unica cosa che io vi do è che purtroppo la mia giovinezza l'ho passata blindato. E poi, prima la giovinezza e poi gli sforzi veramente sovrumani insieme ai miei familiari per trasformare l'azienda, perché credetemi che è stata veramente dal 2005 ad oggi, posso dire ad oggi, è stata una lotta pazzesca. Dico sempre che un minimo granellino di sabbia che andava nel meccanismo poteva far saltare in aria tutto. E adesso che comincio a respirare, dico: ma caspita, ho 66 anni e ho bruciato tutti gli anni migliori della mia giovinezza, prima vivendo blindato da bambino e poi salvare l'azienda. E mi viene sempre in mente quello che dico, una cosa che aveva detto mia sorella, la più grande, che purtroppo non c'è più, ha detto: noi abbiamo subito tanti di quei colpi che avrebbero ammazzato un cavallo. E devo dire che la tempra l'abbiamo avuta, però adesso sto un po' risentendo sotto certi aspetti. Questa esperienza di scrittura, cioè l'aver condiviso questo racconto e l'averlo portato in tutti questi incontri come oggi, che cosa ti lascia? Vivi sempre dalla solitudine dell'ex sequestrato o un po' meno? Grande soddisfazione. Io ogni tanto ne parlo con Michele, sono rimasto allibito alla prima presentazione al numero, perché come ne stavi accennando tu, io pensavo che fosse un qualcosa, addirittura avevo detto a Michele: dai, lo presentiamo alla libreria Novecento. Invece quando ho visto arrivare tutte quelle persone, quella marea di persone, mi ha piacevolmente sorpreso e ho capito, come l'ho capito anche oggi, quanto delle belle parole che sono state spese nei confronti della mia famiglia, ho capito che non eravamo soli e forse questo libro è servito perché noi avessimo cioè ci fosse un devoto diverso da quello che la gente pensava, e ho ricevuto veramente degli attestati di stima e di affetto che mai mi sarei aspettato. Cosa ma lo posso riassumere con una frase di Primo Levi: ricordate che questo è stato. Cioè, c'è una storia, un capitolo tragico della Sardegna, tragico, di una violenza inaudita,
e poi cancellare qualche loro nome. Il primo sequestro a scopo di istruzione, sapete quando è datato? 1477, Posada. Nel 1894 due imprenditori francesi vengono rapiti da Seul. Noi pensiamo che le donne e i bambini, no, al barbaggio non si toccano le donne e i bambini. Voi sapete, perché siete veterani, chi era Maria Molozzo. Maria Molozzo è una bambina, figlia del podestà di Bono, che nel 1933 viene rapita e uccisa. Ma vabbè, lasciamo certo, poi c'è tutta la tragica, l'ultimo condannato a morte dell'Italia, no, ma non possiamo, andando a fare un po' di storia, sapete, dal 1960 al 1997 184 rapimenti, 155 tentati sequestri, 32 ostaggi non sono tornati a casa. Di questi ci sono 12 minori, 21 donne sono state rapite. Di queste 21 donne, Gina Manconi e Vanna Lichini non sono tornate a casa. Ecco, ricordate che questo è stato. Grazie a tutti davvero, grazie a voi che avete partecipato e vi auguro buona lettura del libro. Grazie ai nostri ospiti, Michele Tatti, Riccardo Devoto, Don Francesco Mariani, Diego Carlo, grazie a Don Tottoni, grazie davvero per questa serata molto interessante e ricca di riflessioni. Buona serata a tutti. Bene, la diretta è finita, diamo un appuntamento a altre occasioni. Visti TV, buon salute.